Castello di Spessa, Via dei Sapori, l'assessore regionale del turismo Bini. Qual è il senso di una manifestazione come questa che raggruppa il meglio dell'enogastronomia del Friuli Venezia Giulia e che ha, mi sembra dai dati ufficiali, 880 presenze in un contesto straordinario come il Castello di Spessa, una delle eccellenze della nostra regione? Beh, è un evento davvero riuscitissimo, bisogna ringraziare Walter Filipputi per l'organizzazione di un tanto. Innanzitutto la location, meraviglia, poi la possibilità durante un'unica serata di degustare tutte le eccellenze enogastronomiche. Sono i migliori ristoranti, ci sono grandi cantine, insomma l'enogastronomia del Friuli Venezia Giulia, quindi davvero un plauso per questa iniziativa. Vi confesso, io ci vengo sempre molto volentieri perché il posto, soprattutto se ha la fortuna di avere serate come queste, il posto è meraviglioso e incantevole, e poi bravi tutti, bravo il personale, bravo i cuochi, bravi. Assessore, già che ci siamo per concludere, un focus sui dati del turismo in regione. Ho visto che recentemente c'è stato un primo dato che è di grande speranza e soprattutto di grande certezza per gli investimenti fatti dalla regione sul turismo di questa nostra terra. Insomma, i dati sono molto importanti, abbiamo quelli ufficiali ai primi 5 mesi, ma anche le proiezioni per quanto riguarda l'estate. Quest'anno noi andremo ad abbattere già il record dell'anno precedente, quindi si sfonderanno le 10.000 presenze, ma quello che a me fa piacere è cominciare a vedere tantissimi stranieri, non solo austriaci, non solo tedeschi, ma anche gli americani, che stanno incominciando a scoprire il nostro Friuli Venezia Giulia, il nostro meraviglioso Friuli Venezia Giulia. Bene, grazie. Walter Filipputi, presidente di questo straordinario consorzio che raggruppa l'eccellenza dell'enogastronomia di questa regione. Siamo nel Castello di Spessa, una bellissima serata. Quali sono le novità di quest'anno della Via dei Sapori? Ma noi presentiamo sempre delle novità. L'obbligo del nostro gruppo scusate, è di presentare sempre piatti nuovi, perché questo ci tiene allenati. Obblighiamo gli chef a fare una cucina d'estate, ovviamente, tra dolce e salato, e per cui c'è una sfida tra amici, però dà dei risultati come si può assaggiare oltre che vedere. Noi li abbiamo verificati. Un'ultima cosa, Walter, fra 20 giorni Grado, grande novità. Con una roba nuova, mi pare molto suggestiva. Era un sogno che avevamo e finalmente si è concretizzato. Facciamo l'evento sulla sabbia, sulla spiaggia, davanti alle antiche terme. Quindi grazie alla GIT e al presidente Marin siamo riusciti a organizzarsi, che è abbastanza complesso, perché portare tutto lì, però domani abbiamo la riunione, il meeting del gruppo, degli operatori, di quelli che lavorano, e domani c'è la definizione, però è già pubblicato, è già concesso. Quindi non scarto coi tacchi.